Bentornati a tutti al Palastadio di Conegliano per il match tra Atletico Conegliano e DBS Miane. Un match di nuovi volti per l'Atletico Conegliano, ma anche di facce note. È la sfida dell'ex di Gheno, ma l'Atletico Conegliano è qui per vincere, per continuare nella gara a scudetto con il Montello e l'Arzignano. Qui con voi a commentare la partita Andrea Madro e Alessio Moretti. Atletico Conegliano che si presenta con il numero 5 dei piccoli, il numero 6 Martin, il numero 7 Fasanella, numero 8 Favaro, numero 9 Brusaferri, numero 10 Ziberi, numero 11 Carbuccia, numero 12 Silvestrin, numero 13 Finato, numero 17 Imamovic, numero 19 Veseli, numero 30 Celotto. Il Miane che si presenta con il numero 1 Gatto, numero 7 Gheno, 9 Murador, 10 Shabani, 11 Klishai, 12 Luisa, 19 Ait Sheikh, 22 Picat, 23 Godbane, 27 Milovanovic, 30 Lupo e 45 Bortolin. Antiabbraccio strette di mano dell'ex compagno Gheno da parte di tutti i ragazzi del Conegliano, soprattutto Ziberi che l'ha abbracciato veramente forte. Tanti nuovi volti nell'Atletico Conegliano con il ritorno in squadra del numero 7 Fasanella dopo un'avventura nell'altro emisfero, tornato finalmente disponibile per l'Atletico Conegliano dopo il numero 19 Veseli, ragazzo macedone in prestito dal Montegrappa, classe 2005, venuto per aiutare i suoi compagni del Conegliano in un'impresa che sarebbe storica, quella di riuscire questo 2026 a raggiungere il primo posto e la Serie B. Infine esordio in porta per il numero 30 Celotto, classe 2008, arrivato in questa finestra di mercato dalla Came d'Osson, classe 2008 che ha giocato in questo inizio di stagione con la Came Next Gen in Serie C2. Tutto pronto con Finato sul pallone, mister Brusaferri che si schiera con Finato, Brusaferri e Ziberi al centro Favaro e infine in porta Celotto. Subito primo possesso per l'Atletico Conegliano. Finato scarica su Ziberi, sale in pressing Ait Sheikh che costringe all'errore Ziberi. Lungo sbagliato da parte di Ait Sheikh, adesso sarà rimessa dal fondo per Celotto. Squadra molto giovane quella del Miane che presenta tanti under già nella formazione titolare, basta il capocannoniere della squadra ovvero Aurelio Grijaj a 17 gol, classe 2004. Intanto vediamo come mister Brusaferri ha preparato questa partita con Finato che svuota un po' l'attacco per gli inserimenti di Favaro e dello stesso Brusaferri. Ancora lancio lungo da parte di Milovanovic, sbagliato. Ziberi, Brusaferri, ancora Ziberi, scarica su Favaro che pensa al lancio lungo, poi decide di ragionare sul numero 10. Numero 10 Ziberi alla ricerca di un obiettivo personale quest'oggi, allungare sul secondo in classifica nella classifica marcatori, ovvero Landrigno. Ziberi al momento ha 21 gol, mentre il fuoriclasse brasiliano del Montello ha 20. Sempre loro due da inizio stagione che si contendono la palma di miglior marcatore di questo campionato e chissà chi riuscirà a spuntarla alla fine. Subito si è fatto trovare pronto Celotto. Azione interessante del Miane che ha trovato Murador in profondità, ma Celotto ha vestito i panni di Sponga, oggi assente. Favaro, senza difficile da colmare, quella di Sponga, ma classe 2008 si è fatto subito trovare pronto. Miane, squadra che si trova al momento al
settimo posto in classifica, squadra insidiosa. Finato prova a girarsi, viene alterato, fischia il direttore di gara. Dirigono la gara oggi al Palastadio Jacopo Albertin di Padova, Lino Ettore Calzavara di Padova e Jacopo Spresian di Treviso. Adesso punizione alla battuta il numero 10 dell'Atletico Conegliano. Vediamo se cercherà subito la soluzione per impensierire Gatto. Come spesso succede, le punizioni a Conegliano sono un monopolio di Ziberi, anche i calciatori. Adesso Ziberi prova la punta, il pallone che finisce fuori ed è rimessa dal fondo con Gatto che non ha toccato il pallone. Finato che qui ha fatto un po' il difensore, si è messo in mezzo e non ha fatto passare il pallone, anzi forse l'ha toccato e l'ha tolto dalla porta. Sciabani, Aiciki, lancio lungo per il numero 21. 21-27. Ziberi ad impostare, Favero spalla alla porta a Ziberi, sale ancora in pressing aggressivo il Miane, Brusaferri, Finato, lancio lungo, presa facile per la difesa del Miane che è partita molto aggressiva per evitare il palleggio dell'Atletico Conegliano. Adesso alla battuta il numero 9 Murador, tocca per Milovanovic. Aggressività che ha messo un po' in crisi il Conegliano, che non si aspettava questo inizio della squadra di Miane, forse non l'aveva preparata così mister Brusaferri. Ziberi canta con il destro, prova a tunnere su Aiciki, che adesso parte in contropiede. Aiciki interviene, Favaro in scivolata, c'era il numero 10 Sciabani al centro, pronto a ricevere l'assist da parte di Aiciki. Ancora il mancino di Aiciki, Favaro si fa trovare pronto, Celotto prova Favaro al fondo dell'aria, Brusaferri ad impostare il numero 9. Ha rischiato molto in questa occasione Celotto col pressing avversario, che era arrivato proprio molto forte, ma a te. Tacco di Finato per Ziberi, interviene ancora il numero 19 Cecchi. Adesso Milovanovic cerca Grisai che tiene il pallone, palla a Murador che supera Finato, Murador destro e spinge Brusaferri. Più intraprendente dei suoi Murador, già la seconda conclusione, la prima contro Celotto e la seconda respinta dalla difesa. Miane che non è assolutamente una realtà da snobbare, già 55 gol fatti, è la quarta per gol fatti in questa stagione di Serie C. Murador, Aiciki, interviene Favaro, adesso Ziberi può puntare, interviene ancora Aiciki. Poi Ziberi ha perso qualche tempo di gioco perché poteva offrire subito per Brusaferri, per Finato, che erano pronti per scattare verso la porta di Gatto, ma il numero 10 ha perso 2 tempi, forse 3 tempi di gioco e la difesa è rientrata. Murador, Aiciki, ancora Murador ad impostare, Aiciki supera Finato, c'è il centro Milovanovic, ma viene trovato dal numero 19, ancora molto intraprendente il giocatore del Miane. Scelta forse dettata da qualche infortunio per il capitano Grisai, che non è ancora in campo, miglior marcatore dei suoi con 17 gol. Parli di marcatori e entra in campo Imamovic. Rientro importante al Palastadio di Imamovic, che gestisce il pallone e scarica su Ziberi. Quanto era mancata questa coppia? Tantissimo, questa è la coppia d'oro del Conegliano, ma si trovano proprio a meraviglia. Anche nel riscaldamento vedevo che si cercano molto. Forse Ziberi cerca proprio la mobilità, la forza e anche l'aggressività di Imamovic per appoggiarsi e poi entrare. Quanto aveva sbagliato l'aggancio in questa situazione Brusaferri, è stato reattivo il Conegliano. Celotto
lancio lungo per Brusaferri, troppo lungo, cede la palla sulla figura. Tanta fatica in questi primi minuti per il Conigliano, che non si è mai davvero reso pericoloso. Forse un po' soffre quello che è il Miane, anche il loro possesso, molto veloce. Aichiki, e va sempre il dribbling, il numero 19. Adesso va alla battuta della rimessa laterale Sciabani. Ecco l'ingresso in campo di Gheno, l'ex della gara, il più osservato, arrivato all'Atletico Conigliano in estate, ha fatto le valigie già a dicembre da approdarsi a Miane, un'avventura non riuscita quella Gheno all'Atletico Conigliano. Intanto è entrato un altro nuovo acquisto per il Conigliano, che è Veseli, che arriva dal Montegrappa in A2 Elite. Forse è l'arma in più che serviva, un po' di imprevedibilità che serviva a mister Brusaferri. Adesso Milanovic prova Murador, Celotto sicuro. Ecco, primo pallone per Veseli. Imamovic si butta dentro Veseli, prova a destro, invece aggancia. Pericoloso il numero 19 Veseli. Gheno cerca Milovanovic, interviene Imamovic, vuole liberare Mancino, prova Ziveri, palo di Ziveri. Anche deviazione della difesa avversaria, forse di Sciabani, che ha salvato. Adesso riparte Grijai, prova proprio Gheno, si cerca il destro sul secondo palo. Favero, in campo molti ex altamarca, prendo proprio da Veseli, ma anche Brusaferri e Milovanovic, tutti i prodotti del settore giovanile dell'altamarca, divenuta poi Montegrappa. Tanto Imamovic ha cercato di prendere il fallo d'esperienza, ma i direttori di gara non ci sono cascati e non hanno ravvisato nessun fallo per lui. Intanto entrato in campo Grijai, che si posiziona tra Favero e Celotto. Proprio Grijai, il miglior marcatore del Miane. Gheno, Imamovic d'esperienza copre su Milovanovic. Forse deve cercare un po' di imprevedibilità anche dalla panchina mister Brusaferri, con una partita così bloccata, dove le difese le stanno facendo da padrone, anche se il DBS Miami subisce molti gol in questa stagione. Quando scambiano Veseli e Ziveri, Celotto cerca lancio lungo per Favero, richiama l'attenzione Imamovic, un po' frettoloso in questo caso Celotto. No. Gheno. Veseli. Finisce il blocco a lato. Gheno. Grijai carica su Gheno. Milanovic. Passa Boris, passa! Atletico Conigliano che dovrebbe sfruttare molto di più queste occasioni, questi sbagli della difesa per aprire un po' il match, perché un gol cambierebbe sicuramente quello che è l'andamento di questa partita. Milovanovic scambia con Gheno. Adesso Veseli prova a puntare, molto rapido il numero 19.
ancora Veseli a lottare con Gheno, vince il duello il numero 7 del Miane. Gheno, Ziberi ha un po' di spazio per impostare, cerca ancora Veseli, passa in mezzo a due, adesso Favaro, spalla alla porta, ricomincia da capo Conegliano, Ziberi a puntare, interviene Bortolin, adesso è rimessa laterale con l'Atletico Conegliano che torna ad affacciarsi dalle parti di Gatto. Tanto lento forse Conegliano proprio nella stessa manovra. Intanto Favaro, Veseli, para Gatto, lancio lungo, interviene il Cilotto, bravissimo il classico 2008 ad intervenire fuori dalla sua area di rigore, molto coraggioso all'esordio. qua Veseli poteva fare molto di più davanti al portiere, ha sbucciato la palla con il suo destro e per Gatto non c'è stata difficoltà a parare il tiro del numero 19. Veseli che da quando è entrato ha portato molta imprevedibilità nelle giocate del Conegliano, giocatore che prova sempre la giocata e il dribbling. Favaro, Imamovic prova l'imbucata per Ziberi, ha seguito all'uomo Grisciai, che si scambia con Gheno. Qua la scelta era giusta di Imamovic a dare alla corrente Ziberi, ma il passaggio è stato troppo docile e Grisciai, che aveva seguito il numero 10, l'ha anticipato. Per Bucci, Ziberi, Veseli, Imamovic sbaglia l'apertura. Questa è una giocata codificata dell'Atletico Conegliano, palla sulla linea laterale e subito palla veloce di prima in profondità, ma non sempre riesce. Sbaglia ancora Imamovic, adesso Gheno parte molto bene, ma interviene subito Veseli che mette una pezza. Mancano 9 minuti e 22 secondi, ancora 0-0 il punteggio, poche occasioni da una parte e dall'altra, si è reso protagonista fino a questo momento Celotto con due interventi fondamentali per tenere fermo il risultato. Gheno trova Grisciai, Imamovic può puntare, non riesce a trovare Kuc. Adesso pronti a rientrare anche Finato e Brusaferri per la fine del Conegliano. Poca voglia di incidere anche da parte di Imamovic, che qua ha un po' rallentato la sua corsa quando poteva trovare Karbuc molto più velocemente, un 2 contro 1 che doveva e poteva essere sfruttato meglio da questo Atletico Conegliano. Bisogna che si rende molto pericoloso già dalla posizione iniziale, da rimessa dal fondo, posizionandosi sempre tra l'ultimo difensore e Celotto, posizione molto difficile da marcare, deve essere bravo Celotto in queste situazioni a chiamare la giusta marcatura a Ziberi. Veseli rientra sul mancino, prova a destro, adesso Finato aggancia, tunnel, ma non trova nessuno, ancora Finato, recupera il pallone ma sbaglia l'assist per il mancino di Ziberi. Qua poteva tirare Finato, è stato troppo altruista a passare a Ziberi, non aveva nessuno davanti, c'era solo Gatto e il mancino poteva provarlo, il capitano giallo-blu. Gheno, ancora Grisciai, partita bloccata, poche occasioni. Tanto Celotto richiama l'attenzione del direttore di gara con una scarpa slacciata. Tanto curioso che De Piccoli deve ancora fare il suo esordio in questa partita, che solitamente era una della formazioni iniziale per mister Brusaferri. Ma dopo il mercato in entrata che ha fatto il Conegliano è inevitabile che la concorrenza sia alta. È entrato tra gli altri anche Fasanella, ancora in panchina, anche lui in attesa dell'esordio in questa stagione.
Adesso Gheno, la battuta della rimessa laterale, tocca per Milovanovic che allarga il destro, anzi era Bortolin. Ziberi, Veseli, sbaglia la gancio per Bucci, adesso Aiseki, bravo ancora Veseli a mettere ordine nel possesso palla del Conegliano. Ziberi, passa in mezzo a due, Ziberi, perché Carbuccia si è acceso Ziberi. Si è acceso Ziberi e si è acceso tutto il Conegliano. Invenzione di Ziberi che l'ha trovato finato al centro, non è riuscito con il destro il capitano a ribattere in rete. Adesso Grijai, c'è un mismatch fisico con Veseli, Bortolin, Aiceki. Mi ha visto che basta davvero poco al Conegliano, basta saltare un uomo e si aprono le praterie, proprio come ha fatto Ziberi. Ha saltato un uomo, era a tu per tu contro Gatto. Milovanovic prova a liberare Mancino, ancora solido Ziberi. Milovanovic classe 2004, ex Alta Marche Montegrappa, giocatore che si è sempre reso protagonista anche con le selezioni giovanili della ex Alta Marca. Milovanovic, la tocca per il Mancino ai Cecchi, alto, ancora vita serena per Celotto. Celotto prova a cercare Finato, che è solo, chiede un fallo, adesso Carbucci vuole liberare il destro, Carbucci passa mezzo a due, solito Gatto. Ha fatto un ottimo schermo qui la difesa del Miane, che non ha consentito a Carbuccio di trovare destro, tocca la palla e poi è arrivato sul fondo, ha messo in mezzo, ma tutto facile per Gatto. Tanto rientro in campo per Igor Fasanella, grande assente del girone d'andata. Primo pallone toccato e il mister Brusaferri subito arrabbiato che invoca la calma al suo giocatore numero 7. Mister Brusaferri con delle pretese dei suoi giocatori quasi gasperiniane, basta un tocco sbagliato che può succedere tutto in panchina. Adesso Gatto, lancio lungo, Celotto, presa solida, Finato, Favaro, Carbucci, palla alla porta, deve girarsi, non trova Favaro. Qui ha sbagliato Carbucci, posizionato male col corpo, ha dovuto stapparla col destro, in realtà doveva stapparla col sinistro e calciare subito in porta. Fasanella, Favaro, Finato, vuole girare il destro, ancora solido Milovanovic. Tanto il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni fisiche di Finato, che ha subito un intervento duro ma regolare di Milovanovic. Aiceki, cerca Grijai, attenzione Bortolin, para ancora Celotto, poi c'è il destro, ancora fondamentale il classe 2008 Celotto che salva per la seconda volta il risultato, impatto non male. Che inizio per il numero 30, cioè, questo è un paratone alla sponga, ha imparato benissimo in allenamento, uscita bellissima, intanto il Miane riparte. Attenzione a Grijai, Milovanovic, Aiceki, punta Carbucci, vuole andare sul mancino, non riesce a passare in tunnel, era Favaro. Ricordiamo che nella sfida andata, contrariamente a quanto stiamo vedendo oggi, ci sono stati ben 13 gol, 11-2 per il Conegliano, quindi chi ci aspettava una sfida simile a quella di andata ha sbagliato tutto, perché qua dopo un quarto d'ora ancora il punteggio è bloccato sulle 0-0. Aiceki, Brusaferri, può partire in contropiede, Brusaferri, si conquista un calcio d'angolo. Direttore di gara che non vede l'ultima deviazione di Milovanovic, che era per il mio abbastanza netta.
Adesso riparte il possesso del Miane. Quando mancano 5 minuti e 18 secondi viene richiamato dalla panchina il numero 5 Andrea De Piccoli. Rijai, Favaro, passa in tunnel. Adesso Brusaferri, Fasanella, trova Carbuccia, un po' di spazio, Carbucci può buttare, Carbucci! Ancora! Aveva fatto tutto bene il numero 11, aveva salvato l'uomo perfettamente, poi davanti a Gatto gli è mancato quella freddezza per spiazzare il portiere. Aizuki, Favaro anticipa il numero 10 Sciamani. Adesso Aizuki, palla per Milovanovic che sbaglia. Occasione persa da parte del Miane, che erano 3 contro 2 dopo il fallo non ravvisato su Favaro dal direttore di gara, e un errore come questo può costare molto perché era davanti alla porta Milovanovic. Arbitraggio molto all'inglese fino a questo momento, con il direttore di gara che fischia pochissimo. Aizuki trova Milovanovic che passa su Favaro e prova la punta, pallone fuori di qualche metro. Qua 2 belle giocate da parte del numero 27 che salva con la punta, poi salta Favaro, cosa non facile, che non riesce a tutti, poi però manca nell'ultima parte dell'azione con un destro che va molto fuori dai pali difesi da Celotto, e intanto rientra Zibelli. Conegliano che sta facendo veramente molta fatica a riuscire a trovare una azione pulita. Tanto qua stava per combinare il pasticcio il Miane. Brusaferri anticipa il numero 9 Murador, che adesso va a recuperare il pallone. Ancora a chiudere Luca Brusaferri, mentre chiama il time out mister Brusaferri dalla panchina. Gatto, lancio lungo per Sciabani, interviene Favaro, fischia fallo il direttore di gara. Alla battuta della punizione Aizuki. Murador cerca Sciabani che aggancia malissimo. Time out chiamato da mister Brusaferri, con l'Atletico Conegliano che sta facendo veramente molta fatica in questa gara a riuscire a trovare un pertugio. Tanto aggiorniamo il risultato dagli altri campi, con il Valdagno che pareggia 0-0 con il Godego, Vigo Real che vince 2-1 contro il Marcapuzzo al Montebelluna, Unione d'Avoli in vantaggio per 2-0 contro Maestri Nice Next Gen, il Montello che come al solito vince 2-0 contro il Miti Vicinalis, e infine l'unica sorpresa l'Arzignano che sta pareggiando in casa contro il Pupi. Mister Brusaferri che sembra predicare non solo calma, perché forse non trovando il vantaggio subito il Conegliano si è messo un po' in difficoltà, ma anche un po' di cercare velocità nelle azioni e anche ferocia sotto porta, quello che c'era ma sta mancando un po' in questi primi 17 minuti. Adesso tutto pronto a ripartire, mancano 3 minuti e 18 secondi alla fine di questo primo tempo. Intanto entra in campo al posto di De Piccoli Veseli. De Piccoli che ha giocato proprio 2 forse 3 minuti in questa partita. È l'aggressività forse che sta facendo male al Conegliano, un DBS che sta giocando molto 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 bene, molto ordinato. Lascio lungo per Gheno, interviene Celotto e che ai punti forse meritava di essere in vantaggio. Veseli sbaglia il lancio per Ziberi. Celotto, interviene ancora il numero 9 Murador che poi prova il destro al volo e c'è il 1-0 del Miane con il tiro al volo di Murador
Ecco, l'avevamo appena detto, sbaglio di Celotto, palla che si impenna, Brusaferri non riesce a tenere di testa, Gheno la spizza e Murador questa volta prima aveva sbagliato, la seconda volta non perdona. Per lui è il settimo gol in questa stagione. Difesa poco reattiva, quella del Conegliano in questa situazione, che ha avuto ben due deviazioni a quello di dover far fronte. Brusaferri gira al destro, ancora interviene Gatto, giro centrale, quello di Luca Brusaferri. Intanto Sciabani si infuria con il suo portiere. Veseli prova a puntare, scatta, prova ad andare sul mancino. Era di vitale importanza questo gol di Luca Brusaferri, che ha un po' sprecato un'altra occasione perché doveva almeno non solo centrare la porta ma nemmeno centrare il portiere. Gheno Alcicchi non trova l'autore del gol, Murador. Ziberi porta il pallone, scarica su Favaro. Veseli, Favaro sale, ancora il pressing del Miane. Brusaferri si appoggia sul corpo di Alcicchi, però lascia scorrere il pallone a lato. Mancava 1 minuto e 39 secondi. Anche qua tante idee ma poco chiare, perché Brusaferri invece di provare a saltare l'uomo, che ne arrivavano due, doveva scaricarla per Ziberi o per Veseli e dopo ripartire. Attenzione, Veseli cerca Favaro al centro, Favaro doveva andare da Brusaferri, ma ha salvato in questa situazione il numero 27 Milovanovic. Tanto viene fischiato un fallo, regresso al Miane. Grande occasione qua per il Conegliano per riuscire ad agguantare il pareggio, ma si è chiuso bene il Miane. Ziberi, Brusaferri, sul mancino Favaro, cerca ancora Brusaferri, Favaro prova al destro, pallone alto. Adesso il tiro dalla distanza può diventare una soluzione con il Miane, che è veramente bravissimo a chiudersi la sua rete di rigore. Ma penso che il Conegliano non ne debba neanche abusare, perché ad un certo punto abbiamo visto come saltare un uomo crei proprio spazi per il Conegliano, e questo deve essere un po' il leitmotiv del gioco del Conegliano: provare a saltare l'uomo, creare superiorità e andare verso la porta. Brusaferri prova a liberare il destro, Brusaferri cerca il centro, l'autogol proprio dell'ex di Gheno, ma l'azione è tutta di Luca Brusaferri, che con una splendida azione in solitario spedisce il pallone di rete grazie alla deviazione dell'ex Gheno. Ha preso 1-1. Ha preso palla vicino a metà campo, ha tagliato il campo in diagonale e poi ha messo in mezzo. Sfortunato Gheno, ma alle sue spalle c'era Ziberi che era pronto a mettere la palla in rete. Intanto fallo definato e giallo per Milovanovic. Tanto rientra proprio per la punizione Imamovic, anche se penso che la palla l'abbia già battezzata Ziberi. Adesso sa che questa non possa essere l'occasione per il Conegliano per trovare il vantaggio dopo un primo tempo di luci e ombre. Forse non se lo immaginava nemmeno lui un ritorno così al Palastadio, che non con l'autogol dell'1-1, e ci sta ancora ripensando, perché la testa è bassa e guarda il campo e non guarda neanche gli avversari in faccia. La prima regola che ci insegnano fin da piccoli è difendere sempre con le spalle verso la porta e mai il corpo, che è la prima causa di autogol. Adesso mancano 38 secondi, sulla palla c'è Ziberi, vediamo se Movic che prova al destro, attenzione, Finato sulla respinta, Finato, 2-1 per il Conegliano. Adesso la partita è tutta in discesa. In
35, forse 40 secondi di gioco, il Conegliano la ribalta, mancava solo il gol che dava la rimonta e in pochi secondi la rimonta è arrivata. Schema studiato benissimo, palla Imamovic, tiro di destra di Imamovic, Gatto non trattiene, da pochi passi Finato scarica in porta il gol. È arrivato il 9° gol in campionato di Finato, secondo miglior marcatore del Conegliano. Adesso Ziberi prova a risalire il campo, Ziberi con un tunnel, interviene il numero 10, Sciabani, in spaccata a Celotto. Questo era calcio d'angolo, evidente, proprio il portiere in spaccata, l'aveva toccata, l'arbitro non ha riavvisato neanche questo. Finato, Ziberi, prova Veseli, ancora Ziberi, cerca il centro Finato, adesso contropiede con Sciabani ma viene fischiato alla fine, è addirittura ammonizione per Finato. Questa mi sembra una munizione ridicola perché puoi pure non fischiare fallo, ma dare addirittura Forse è una somma di mezze ammonizioni per simulazione ma anche per protesta. Intanto si va a riposo sul 2-1 per il Conegliano, punteggio ideale per la squadra di mister Brusaferri che non ha giocato la sua miglior partita in campionato forse.
Tutto pronto per la ripresa del secondo tempo del match tra Atletico Conegliano e DBS Miane. Situazione di 2-1 per il Conegliano, punteggio quasi meritato. Diciamo che il Miane ha avuto nettamente più occasioni e questa partita è stato già fondamentale Celotto all'esordio del titolare. Attenzione alla situazione cartellini gialli, perché nel parapiglia finale è stato ammonito Finato, Silvestrin e dovrebbe essere arrivato anche un altro giallo in caso Conegliano, quindi i ragazzi di Mister Brusaferri devono anche stare attenti a questo aspetto. Ma partita che abbiamo visto negli ultimi minuti del primo tempo, che dopo l'1-1 del Conegliano si è aperta incredibilmente e sta diventando una bella partita godibile per tutti. Una TBS che adesso cercherà il pareggio, ovviamente. Adesso Vijay pronto la battuta del calcio di inizio di questo secondo tempo. Conegliano che deve blindare il risultato per tenere aggrappate le due davanti. Tutto pronto, l'arbitro dà il via. Gheno, autore dell'autogol che ha portato al 2-1 del Conegliano dopo una grandissima azione di Luca Brusaferri. Ha fatto il primo fallo per il Miane dopo neppure 6 secondi. Finato, Favero, un po' di spazio, prova Finato, Tiberi, attenzione a Grisai, che punta la porta, a tocca per Passa! A cazzo! interviene Imamovic, La grande azione difensiva del numero 17 che era in corso, l'avversario è riuscito a stopparlo mentre rientrava sul sinistro. Gheno, punta Favero, Aizeki, andiamo a Sandra ancora sul mancino, è così. Adesso prova a sterzare sul destro, interviene Finato. Bravissimo Finato qui, che non si è fatto ubriacare dalle finte di corpo dell'avversario. Ora Imamovic a chiudere la strada a Milovanovic. Basta una scintilla e questa partita si infiamma proprio. Anche un confronto tecnico tra due giocatori, un dribbling riuscito e tutto cambia. Aizeki interviene, poi Imamovic chiude l'azione. Ancora Milovanovic, pallino del gioco al Miane in questo inizio di secondo tempo. Milovanovic, Gheno ad impostare, scambia ancora per Aizeki, trova la parallela su Gheno, non viene Favaro. Adesso il Conegliano tutto rinchiuso dietro, pronto a correre in contropiede e segnare il gol del 3-1. Vijay, Imamovic prova il tiro da fuori, ancora Imamovic interviene, adesso Aizeki, Favaro ringhia su Gheno e recupera il pallone. Celotto, chiede lancio lungo per Favaro che è buono, non riesce ad agganciare il numero 8. Adesso situazione di 2 contro 2, Gheno prova a puntare, prova Aizeki, Passa! Milovanovic, Vijay, Sempre aggressivo Imamovic, non lascia proprio respirare gli avversari. Appena c'è un tocco sbagliato, un appoggio, lui è sempre là a mordere. E questo toglie anche certezze nel palleggio avversario. la laterale per il Conegliano. Direttore di gara che non ha fischiato il fallo su Aizeki. È stato un intreccio di gambe con Imamovic, nulla di serio. Intanto esce Capitan Finato, autore del gol del pareggio, ed entra Luca Brusaferri.
Imamovic cerca Brusaferri, spalla alla porta, deve proteggere. Brusaferri va sul mancino, rientra. Palla fuori. Gheno. L'altro lungo buono per Imamovic, per Milovanovic. Adesso sono venuto a mancare un po' le certezze di quello che era Miane nel primo tempo, che riusciva a rendersi pericoloso anche con pochi passaggi, e sta crescendo sempre più il ritmo di questo Conegliano. Rimessa laterale, va la battuta Favaro, mancano 17 minuti, 14 secondi alla fine della gara. Gheno, interviene, Gheno, rientra sul mancino. Passa, cazzo! Imamovic, Favaro, c'è spazio, Brusaferri, non aggancia con il destro. Qua forse scelta sbagliata di parte di Favaro, che aveva sulla parte sinistra tutto libero di Berri, che poteva presentarsi uno contro Gatto, invece ha deciso di andare su Luca Brusaferri, che era sì marcato, ma ci ha messo anche quell'aggancio sbagliato che ha fatto scappare la palla in rimessa al fondo. Gheno deve impostare, ASK prova benissimo Milovanovic, infine il di Grisai. Che gol fa, tutto di prima, bellissimo gol del Miane, 1 o 2 tocchi, forse anche uno, palla a cercare sempre, il compagno ha messo meglio, grandissimo assist anche di Milovanovic per Grisai, che fa 18 gol in campionato. Trova il 2-2 Miane, adesso tutto da rifare per il Conegliano, che non sembra aver trovato ancora il ritmo in questa partita. Adesso ci prova Imamovic. Favaro. Trova Ziveri. Su Murador. Ziveri aggancia. Brusaferri, palla alla porta, anzi Imamovic, va sul mancino, Imamovic! Paragatto. Grandissima azione personale di Imamovic. Ha provato a girare il mancino, ha fatto trovare pronto Gatto. Ziberi, Favaro. Ziberi ad impostare, prova il dribbling Brusaferri, vediamo se riesce a liberare il tiro. Ricomincia da Imamovic, si sbaglia poi l'appoggio per il mancino di Ziberi. Anche se qua l'idea era giusta, liberare il numero 10 per il mancino, per il destro. Sappiamo che lui può armare tutti e due i piedi in equal maniera. Non riesce a tenere il pallone in campo Grisai, adesso rimessa laterale per il Conegliano, mentre è rientrato Veseli. È stata un'occasione al Miane, molto cinico, forse 3 occasioni, ha fatto 2 gol. Veseli. Brusaferri. Dai, Duri! Ancora Veseli. Favaro. Non riesce con la suola a lanciarsi verso la porta. Rimessa laterale per il Miane. Qua il Conegliano deve fare assolutissimamente 3 punti, perché se lì davanti continuano a correre, un passo falso può risultare fatale. Brusaferri, Favaro, un po' di spazio adesso per Veseli, vuole portare, vediamo dove va il giocatore. Brusaferri, Brusaferri spalla alla porta, ha 2 giocatori su di lui, si libera del primo. Ziberi prova al destro Veseli, pallone alto, la palla lì è rimasta troppo sotto il piede. Comunque ha iniziato a mostrare più gioco il Conegliano rispetto all'inizio di questo secondo tempo, dove ha lasciato il pallino in mano al Miane e si è chiuso dietro, e prima o poi l'occasione arriva. Brusaferri prova a lanciarsi, interviene Murador, supera Favaro ma solo per un momento, e si allunga il pallone in rimessa laterale. E comincia Ziberi. Va ad alzarla per Favaro,
non è coperto dalla difesa del Miane. Quest'anno in casa abbiamo visto poche volte il Conegliano così in difficoltà, forse solamente contro l'Arzendiano quando non riusciva a trovare il gol con il rigore sbagliato di Ziberi, ma veramente tanta difficoltà per i ragazzi di mister Brusaferri. Adesso Veseli prova ad impostare, trova Ziberi, ha un po' di spazio il numero 10, non trova il tunnel, adesso parte in contropiede il Miane con Giovanni. Bravi! Il Ziberi su Bortolin, Milovanovic, ancora Bortolin, Brusaferri, ha spazio e lo cavalca tutto Brusaferri, ma ritorna durissimo il numero 45 Bortolin. Prova a vedere. Giovanni, il Murador, Milovanovic, Bortolini, mi ringhe addosso Finato, adesso Murador, punta, va sul mancino, interviene Ziberi, adesso rimessa dal fondo per Cerotto, Finato, ricomincia il palla, il Conegliano, Favero, prova la giocata, Ringas di lui, ancora Bortolini. Ma quando il Miane è in attacco fa girare molto bene la palla e tanta fatica per il Conegliano a trovare riferimenti proprio. La palla gira velocissima e anche loro si spostano molto velocemente, quindi gli spazi si creano e anche le occasioni. Deve fare molta attenzione il Conegliano. Veseli non supera Bortolini. Ziberi libera Veseli sul lato sinistro, poi sbaglia l'aggancio Ziberi su un pallone difficile di Veseli, è fischiato fallo, punizione contro il Conegliano, fallo tattico di Veseli che ferma l'avanzata di Sciabani. E qua ha rischiato anche il cartellino giallo a Veseli perché ha proprio steso senza guardare la palla. Va bene, dai ragazzo! Entra Fasanella tra le fila del Conegliano. Nico, tira Nico! Solo Sciabani. La battuta della punizione. Vai più avanti e tira Nico! Nico, vai più avanti Nico! Più in centro! Sciabani. Prova su destro, interviene Celotto. Adesso Fasanella, ha un po' di spazio, torna tutto. Nato a lottare. Fasanella deve girarsi. Prova ad andare sul mancino. Anche qui aveva lo scarico di Favaro molto facile, ha cercato l'azione personale con 3 uomini intorno, ha richiesto troppo dalle sue abilità. Adesso Conegliano che riesce a mettere in difficoltà il Miane sul possesso palla. Sciabani. Protesta in modo veletario. Numero 10 Sciabani. Sempre! Veseli. Zanella. Finato, non aggancia il pallone con il mancino, palla che ne rimbalza sullo stinco e finisce in rimessa laterale e chiama il pressing. Finato, Gatto, lungo per Sciabani. Adesso Conegliano sembra aver trovato la giusta strategia, passare alto, il Miane che se in zona offensiva riesce a trovare molti passaggi di prima ed essere pericoloso, fa un po' fatica ad uscire dal pressing. Qua il rischio grandissimo da parte di Fasanella. Attenzione ai GT, ancora Girotto, ha fatto trovare pronto
il classe 2008. Speriamo che all'esordio del titolare il numero 30, arrivato in questa sessione invernale dalla Cambia Treviso. E proprio quando Conegliano abbassa l'attenzione che il Miane riesce a entrare proprio di forza nella difesa giallo-blu. Sono Bortolini. Manca anche il Faro Ziberi, dobbiamo dire, in questa partita, un po' le sue idee, le sue magie che non stanno arrivando, non sta illuminando il gioco di Conegliano. Favero. Fasanella trova Senato, capitano numero 13 che si arrabbia con Igor Fasanella. Aiseki, lancio lungo direttamente tra le mani di mister Brusaferri. Adesso prova ad alzare il ritmo il Conegliano, pronto a rientrare dopo pochi minuti di riposo anche Ziberi. Favero, Carbucci, ancora sbagliato l'aggancio da Finato, palloni che le arrivano in modo molto sporco, ma è pulito al numero 13. Aiseki, entra da dietro Fasanella. Punta Bortolini. Bravo, va bene. Tanti passaggi in diagonale, poca verticalità per questo Conegliano, che ogni volta che cerca Finato, Imamovic o Brusaferri che sia, i palloni sono deviati o comunque non arrivano palloni buoni per girare un po' e far salire la squadra. Buono l'intervento di Carbuccia che però poi perde il pallone. Fasanella non riesce a ripulire il possesso. Gatto, lancio lungo, trova un tacco alla Ibrahimovic, numero 9 Murador. Tanto rientra Ziberi in campo per provare a dare quella scossa che manca a un Conegliano molto spento oggi, che a parte i 2 gol non ha creato poco nulla. Andata via la prima metà di questo secondo tempo, siamo sul 2-2. Murador punta, entra sul destro, scarica su Bortolin, su giro palla e viene Carbuccia. Ha sbagliato il piede quando doveva andare con il piede destro, ma col sinistro accomodare col piatto e ripartire invece di spazzare, perché l'avversario ormai era passato. Murador, Aiseki, ancora Carbuccia, prova a rinserirsi in mezzo a 2, recupera la palla, adesso Salvadori, Bravo Nico! Bravo! Finato, Anche qui da un'azione sbagliata sono ripartiti molto velocemente Miane, che sta avendo tantissime occasioni e prima o poi il gol può scappare. Anche qua l'idea di Carbucci di andare da solo non è stata premiata, doveva trovare l'appoggio di un compagno. fallo fischiato su Imamovic, è il secondo fischiato contro i giallo-blu. Tanta confusione in campo, semmai un possesso palla scorrevole per il Conegliano. Segnane che sta riuscendo a rendersi costantemente pericoloso. Chissà se ci proverà Ghino. Magari pesca il Johnny. Secondo me ci sta pensando, ma mi sa che comincia su Aiseki. Ziberi, Carbuccia, ringhia su Giulino, adesso Imamovic con una crocetta. Ziberi, Carbuccia, a sul destro, allora che finisce fuori, calcio d'angolo, conquistato da Ayub Carbuccia. Imamovic la battuta con Ziberi sempre fuori a aspettare la palla per il tiro forte. Eccolo. Ziberi prova a piazzarla, usa Ferri,
Ma è reattivo Gatto e non è un gioco di parole. Aiseki. Bortolini pesca Sciabani. Adesso Aiseki vuole liberare Mancino. Tocca per Sciabani. Carbuccia si parte. Supera con un tunnel il numero 45 Bortolini. Dai DBS, forza ragazzi! Vuole cercare il gol dell'ex Carbuccio, come lo vuole cercare Geno, ma ancora non ci è riuscito. Brusaferri. Ziberi. Imamovic. Un po' di spazio Brusaferri, pensa alla conclusione. Parte un missile dal destro di Brusaferri. È ancora pronto sulla respinta Gatto. Una zampata di Brusaferri che è fortissima, che se fosse stata un po' più angolata forse sarebbe stato gol. Ancora calcio d'angolo per il Conegliano che prova a spingere quando mancano 8 minuti alla fine del secondo tempo. Imamovic alla battuta. Imamovic cerca Carbuccio al centro. Brusaferri riparte da Celotto. Ziberi. Ancora Carbuccio. Imamovic. Qua l'idea era giusta di Imamovic, ha fittato il tiro e ha dato una palla invitante a Carbuccio, che però non aveva capito l'intenzione del compagno. Imamovic la da per Ziberi, pallone troppo alto, corpo all'indietro e la palla tocca il soffitto. È una soluzione che provano sempre i ragazzi quando danno questa palla dietro per Ziberi che calcia il volo. Alcune volte è andata bene, questa volta non proprio. Sciabani. Ziberi non riesce a ripulire il possesso. Errori su errori per il Conegliano che non riesce a uscire da questo tunnel di errori. Sbaglia l'aggancio. Dai Nelo! Numero 11 Dai, dai! Carbuccio. Dai Nelo! Pressing alto di Milovanovic che mette in difficoltà Carbuccio, comunque riesce a conquistare una rimessa laterale. Dai Nelo, dai! Carbuccio. Ennesimo errore del numero 11 che non si intende ancora una volta con i compagni. Tante imprecisioni anche per lui. Cecilia Gresciai interviene Carbuccio su Aitcheki. Milovanovic, Aitcheki, Geno. Prova a seguire un po' il pressing. Vai avanti Nelo! Conegliano, ma porta palla Aitcheki, la lascia per Milovanovic. Destro, parte bene. Va bene Mori, va bene! Ancora! Il destro del numero 27, ma il pallone non impensierisce Celotto. Tanto si risiede in Dai Aurelio, non torna Carbuccio. indietro, dai! Curioso il mancato inserimento di De Piccoli, che è un po' sconsolato in panchina. Cosa serve a questo Conegliano per riuscire a riprendersi? Una magia forse di qualcuno? Mancano le giocate di Ziberi, ancora abbastanza in ombra. È già una novità che sui 2 gol del Conegliano non ci sia lo zampino di Ziberi, né con un gol né con un assist. Mi sa che si stia tenendo in riserva qualcosa per il finale. Favaro, Ziberi. Dai Nelo, dai! Ora Favaro, Imamovic. Porta con sé 3 giocatori. Brusaferri. Aiuta Aurelio, aiuta! Ziberi. Dai, dai, dai! Favaro prova a girarsi, interviene su di lui il numero 11 Grisai. Mancano 5 minuti e 50 secondi, quando siamo sul 2-2.
e chissà che tra i pensieri di mister Brusaferri non ci sia anche quello del quinto uomo. Gheno, in difficoltà adesso il Miane, trova Grisciai, interviene Imamovic, pallone che è uscito, rimessa laterale. Quinto uomo che in casa non è mai stato utilizzato. Ziberi, ancora Ziberi, tenta sul destro, Ziberi! 3-2 per il Conegliano, super giocata del numero 10, che trova il vantaggio. E qui è tutta la sua classe, tutta la sua tecnica. Ottimo servizio di Luca Brusaferri che ancora una volta dall'out mette in mezzo Ziberi, la stoppa. Tutti pensavano che potesse calciare, lui la stoppa, rientra, il portiere a terra, alza un po' il pallone e fa 3-2. L'avevi chiamato e Ziberi è arrivato. Ziberi gioca con una semplicità che è disarmante per gli avversari. Fa sembrare cose difficilissime, più facili. Questo è un gesto tecnico incredibile perché se avesse tirato subito molto probabilmente il portiere o il difensore forse ci metteva la mano o il piede, ma così con lo stop ne ha mandati 2 a terra. E non si deve valutare neanche il tiro di destra perché va 2 giocatori davanti, è riuscito ad alzarla al punto giusto senza superare la traversa. per Ziberi è il 22esimo gol e è andato sempre in rete nelle ultime 7 partite, 7 conquiste, quindi è una macchina da gol proprio, numero 10 giallo-blu. Gatto trova Grisciai, Favero, viene tirata la maglia di Favero per il numero 8 che può puntare, scarica su Ziberi, pallone fuori, illusione del gol. Fu bravissimo Favero che ha vinto l'ennesimo duello con Grisciai e dopo ha dato là all'azione offensiva, palla a Ziberi, palla in banca e prova il tiro. Ancora straordinario, numero 30, a tu per tu, con Grisciai. Che intervento del numero 30 che ha aspettato, non è uscito, è rimasto dove era e ha coperto quasi tutta la porta. Difficoltà per Grisciai a trovare uno spicchio libero. E se tutti avevano paura di trovare un degno erede a uno Sponga infortunato, la risposta è arrivata proprio sul campo con un Celotto davvero tanta roba anche per l'età che ha. Diciamo che non è una presenza facile quella da rimpiazzare, quella di Sponga, ma Celotto non sta facendo mancare il suo compagno di squadra. Ziberi, Brusaferri, Nato non aggancia. Mancano 3 minuti e 50 secondi alla fine del secondo tempo, 3-2 per il Conegliano. Gheno trova Grisciai, Murador, Gheno, ancora Grisciai, bella l'azione qua del Miane che riesce ancora a eludere il pressing del Conegliano. Brusaferri interviene, 2 contro 1 per Brusaferri, c'è il ritorno di Milanovic, adesso ancora Celotto, interviene sul Murador. E aveva fatto tutto bene Brusaferri, solo che è arrivato a un certo punto devi scaricarla per Finato che era da solo davanti al portiere e non tentare un altro dribbling. Poi Celotto, grande intervento in uscita bassa. Non blocca qua Celotto, veramente 4-5 interventi salvo il risultato per il classico del 2008, prestazioni da incorniciare fino a questo momento. A 3 minuti dalla fine possiamo dire MVP del match finora. Assolutamente sì, per il Conegliano molte ombre e poche luci in questa gara, giocatori che si sono visti a sprazzi. A Celotto è stata una presenza costante per tutta la partita, veramente una prestazione incredibile, quinto uomo per il Miane. Gheno va sul mancino, adesso la porta è scoperta, Ziberi, interviene Milovanovic che è costretto a spedire
pallone sul tetto e rientra Gatto in porta. Deve essere bravo qua il Conegliano a impedire la risalita del quinto uomo. Ziberi, palo! E fine finato, non riesce a conquistare il calcio d'angolo. Palo clamoroso di Ziberi. Che azione del Conegliano qua, Ziberi finato Ziberi. Poi è mancato un po' di lucidità al numero 11, il numero 10 che comunque aveva spiazzato il portiere ma ha trovato il legno. Adesso riparte il Conegliano con il quinto uomo. Ait Sheki. Gheno. Ait Sheki. Ora Gheno. Murador, Gheno, Ait Sheki. Time out chiamato da mister Brusaferri per rallentare il ritmo della gara e consolidare questo 3-2 che varrebbe 3 punti fondamentali per la rincorsa ai playoff che anche al primo posto. Forse anche pausa chiamata proprio per riprendere un po' di fiato perché ormai è assedio Miane che ha rivolto tutto nella metà campo degli uomini di mister Brusaferri e forse in questo tema servirà anche proprio per i Miane per riordinare un po' le idee su come attaccare. Tempo che potrà essere fermato anche altre volte proprio dallo stesso Miane, pensiamo. Sarà 1 minuto e 50 di fuoco per questo finale di gara. Miane che proverà tutto per tutto per riuscire a fare la gara, mentre il Conegliano dovrà difendersi con le unghie e con i denti e affidarsi al migliore in campo fino a questo momento della gara, Cerotto. Chissà se nei suoi sogni dove va bene i 2 gol subiti ma ha salvato 4/5 volte la porta del Conegliano con È stato pure molto bravo mentalmente a reagire all'errore che ha portato all'1-0 del Miane. Veramente prestazione di grande esperienza nonostante la giovane età. Finato. qua egoista il numero 13 che aveva a favore alle sue spalle avrebbe consolidato un po' il palleggio. Gheno passa dai 2 giocatori, adesso riparte l'assedio con il quinto uomo per il Miane. Milovanovic, Murador, Gheno, Murador, ICT è solo, adesso Finato. Occasionissima per il Miane che è andato a centimetri da gol e sulla linea ha salvato Ziberi, forse con una mano, forse attaccata al corpo, ma per i direttori di gara non c'era fallo. Più mano che no, a mio parere, da questa visuale, però la prospettiva inganna e l'importante è che il Conegliano rimanga sul 3-2, si è mangiato un'occasione clamorosa al CP. Finato, la porta è scoperta, Finato, prova il pallonetto, traversa clamorosa, allora Favaro, interviene Milanovic. Qua ha voluto fare il gol della domenica, Finato che ha cercato il pallonetto quando forse era molto più semplice trovare una soluzione di potenza e sorprendere il portiere. Intanto 51 secondi su cronometro. Adesso continua il giro palla con il quinto uomo. Finato che in solitaria prova a guadagnare qualche secondo e ci riesce con un pressing solitario. Gheno
scende Murador, vede Ziberi ed è calcio d'angolo. Che sofferenza per questo bambino. Destro che finisce fuori. Adesso è ancora rimessa dal fondo. Fa la battuta Gatto. Brusaferri che chiede ai suoi di alzare per evitare che l'uscita sia facile per il Miane, che possono ritornare con il quinto uomo. Ziberi, Favaro deve gestire un pallone difficile tirato. Dai Aurelio! 10 secondi. Favaro. Sono finato, è solo la tocca per Ziberi che si mangia un gol clamoroso. Mancano 5 secondi. Ultimo lancio lungo per il Miane. Proverà il tutto per tutto in questo lancio. È presa facile. E finisce qui. Vince il Conegliano per 3-2. 3 punti sofferti. Il Conegliano che vince. Grazie al gol del suo numero 10. Che fatica per guadagnare questi 3 punti per il Conegliano, che ha sofferto tutta la partita. Ha rischiato 4-5 volte di subire il terzo gol, ma un ottimo Celotto l'ha salvato. Possiamo dire le due immagini di questa partita sono Celotto che para e Ziberi che segna, anche se all'ultimo secondo Ziberi si è mangiato un gol a porta vuota, il più facile dei gol. Ha detto di lasciarlo. Secondo? Sì. Ma posso togliere la partita? Siamo tanti. Stanco morto io.